Eccoci, euro-dollaro, downtrend, entro per le 8,45, punto più alto per la salita, aspettiamo ancora che salga, entro con 150, perché così ho sempre la possibilità di investire nuovamente. Supporto, sì, è un supporto questo qui. Quindi se va più su investo di più per la discesa. Apri la porta. Apri la porta, Marco. Su. Va giù. Si è svegliato. E mancano sui 32, 45 scade. Babbo, babbo. Dimmi. Torniamo negli ultimi minuti. Dimmi. No, aspetta. Allora, andava giù questo grafico, andava giù e dall'improvviso è salito, quindi attenzione. Il downtrend ci sta, ovvio, però il punto, questo punto non è più alto di questo punto, quindi dove vai? Va bene. Allora, attenzione, sale l'euro-dollaro, sale, è salito abbastanza, posso dire. E sto guardando che qui c'è qualche resistenza. Quello che posso fare però è prendere un investimento che durata maggiore, cioè 8,36 mi dà le 8,30, un'oretta circa. Controlliamo altre informazioni prima. No, allora, euro-dollaro è un po' incasinato, 4 minuti a disposizione, volevo fare un investimento su USD JPY, USD JPY scade alle 9, 2 minuti. Per la discesa, informazioni molto importanti per la discesa. 700, come potete vedere, è stato l'importo dell'investimento ed se va più su investo di più. Euro-dollaro, insomma, euro-dollaro sale, ma lo riprendo anche questo. Euro-dollaro è salito, quello che possiamo fare è aspettare che salga ancora per investire solo allora per la discesa. Controlliamo mentre il grafico USD-JPY, eccolo qua, ci sta, è salito, entro perché per forza va giù con 1500 sul USD JPY, mentre su euro dollaro attenzione euro dollaro, no, su euro dollaro lasciamolo andare, non investiamo altrove,
USD e PY abbiamo informazioni sicure. Per la discesa, per il momento qui è sceso, qui non capisco perché fa 061, 052, va bene, solo che sembra che... ah, ecco adesso. E niente, aspettiamo, mancano 5 minuti per questo investimento ed alle 9 scade questo qui da 1500. Vedo che noto che qui sull'euro dollaro incomincia pian piano ad andare giù, quindi peccato, potevo prendere il punto più alto per la discesa, che era qua, però va bene, ci sta. Anzi era insicuro molto. Mentre infatti si può vedere l'importo 150 qua, euro dollaro 700 con informazioni importanti. VGJPY, quindi mettiamo pausa e torniamo negli ultimi minuti. Eccoci, mancano 52 secondi per questi due investimenti, euro ed USDJPY. Sta andando perfettamente bene, mancano 38 secondi qua ed scade qui alle 9 su 15 minuti questo investimento da 1500. Informazioni importanti, queste due valute, mentre su euro dollaro era più una cosa di grafico, cioè vedevo il grafico andando così. Ci sta la discesa, solo che è salito un po', potevo tranquillamente investire per la discesa, però insomma 2 secondi, 1, andata. Questa qui riprendo tutto, questi 150 persi da 700. Guardate come sta andando perfetta, continua ad andare giù questo qua, quindi calcola 1750 perfettamente bene. Mettiamo pausa e aspettiamo gli ultimi minuti del secondo investimento.